Obiettivi diversi ma stessa voglia di riscatto. Trapani contro Agrigento per risalire. Amici di Sportisti Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Giorgio Matranga e Castellammare Unitas Sciacca. Siamo nella quinta giornata del girone A di eccellenza siciliana. Castellammare che è riuscito soltanto a raccogliere 2 punti in 3 scontri salvezza anticipati contro Aspra, Marineo e Casteldaccia. Adesso questa sfida con lo Sciacca e poi sulla carta una più complicata contro la Pro Favara. Sciacca che invece mercoledì si è qualificato ai quarti della Coppa di categoria dopo i calci di rigore proprio ai danni del Favara. Fu l'esordio di Davide Boncore. Oggi l'ex Troina debutta in campionato. Le due formazioni, Castellammare in maglia bianca e pantaloncini azzurri, il 4-3-1-2 di Giuseppe Mione Di Paola in porta, 2 cambi rispetto all'1-0 subito per mano del Casteldaccia in trasferta. In difesa da destra verso sinistra Caiozzo, Caronia, Lampo e Frisella. A centrocampo Musso, Mannino che debutta con questa maglia da titolare e Pizzolato. Messina sulla tre quarti, alle spalle di Ba e Ganci, prima da titolare per lui. Unitas Sciacca che invece risponde in maglia nero-verde, il 3-4-1-2 di Davide Boncore, 5 cambi rispetto alla vittoria ai rigori contro la Pro Favara in Coppa. Torna Di Salvo in porta, in difesa di Mercurio, Ciancimino e Otero, a centrocampo Iraci, Fricano, King e Gulino, con Cialdi dietro le 2 punte Balistreri e Secan. Tutti comodi, è iniziato il match con praticamente 6 minuti di ritardo, subito con lo Sciacca in avanti, allontana Lampo, il pallone viene riscodellato in mezzo, sempre verso la testa di Secan. Serie di colpi di testa, poi il tentativo provato da Beniraci, deviazione, calcio d'angolo subito per gli agrigentini di Davide Boncore, tecnico che all'inizio di questa stagione doveva allenare la Don Carlo Misilmeri, poi terremoto in società, esodo di tanti dirigenti e quindi dimissioni anticipate. Adesso la nuova avventura con l'Unitas Sciacca, battuto corto quest'angolo, Iraci, il tiro respinto subito dalla difesa del Castellammare e partita in questo modo la situazione qui al Matranga questo pomeriggio. Uno dei 2 anticipi di questa quinta di campionato, si sta giocando anche il match tra Athletic Palermo e Pro Favara. Pallone che qui si è spento sul fondo. Facciamo anche un recap per quanto riguarda le 2 panchine. Castellammare che ha Cacciatore a disposizione per la porta, poi i giocatori di movimento sono Amato, Cinà, Milana, Scibilia, Vassallo, Mattia e Danilo Terranova. Infine c'è anche Falanga, tutti a disposizione di Giuseppe Mione. Per quanto riguarda invece la panchina di Davide Boncore, c'è Riccio a disposizione per la porta, poi Licciardello, Russo, Maniscalco, Camilleri, Morana, Graci, Cinquemani e Sant'Angelo. Situazione indisponibili invece che vede l'assenza di Tarantino, lato Castellammare, e l'ultima giornata di squalifica che sconta, dato che è stato espulso nell'ultima giornata dello scorso campionato. Si è preso 5 giornate, assenti anche Adamo Cardinale, Virgilio e La Mattina. Lato Sciacca invece mancano Poihuela e Coco, sta recuperando invece Gnosi. Colpo di testa solido di Beniraci, la va a recuperare con Cialdi, la va ad alzare per Charles King, il tocco di Caiozzo per far muovere Musso, ma il Sciacca di nuovo a tenere il pallone, un po' come previsto, dato che lo Sciacca è favorito sulla carta in questa sfida.
con il Castellammare che sta avendo tanta difficoltà in questo inizio di campionato, a parte la prima partita vinta per 2-1 contro il Mazara, poi c'è stato il pareggio per 1-1 in casa dell'Aspra, lo 0-0 qui al Matranga contro il Marineo e poi la sconfitta di settimana scorsa in casa del Casteldaccia. Unitas Sciacca invece che alla prima giornata ha perso un po' a sorpresa al debutto contro il Mazara 46, per la vittoria per 1-0 contro la Don Carlo Misilmeri e poi 2 sconfitte di fila contro Nissa e Athletic Palermo, 2 big match. Adesso la squadra allenata da Boncore vuole trovare i 3 punti oggi alla Matranga contro il Castellammare. Si punterà anche il bottino pieno nella prossima in casa, che sarà contro il Fulgatore, quindi partite sulla carta molto agevoli per la squadra neroverde. Nella Coppa di categoria invece Castellammare che è uscito subito per mano dell'Athletic Palermo, sconfitta sia all'andata che al ritorno. Unitas Sciacca invece che ha superato inizialmente la Folgore Castelvetrano e poi, come abbiamo un po' accennato, ha superato la Pro Favara in settimana dopo i calci di rigore. Pallone lanciato lungo da parte di Mannino, la presa di Andrea Di Salvo, classe 2006 in porta, che ha preso fiducia nel corso di inizio stagione con Lillo Bonfatto in panchina, lui che è stato esonerato a causa di sue dichiarazioni che non sono piaciute alla società in occasione della partita contro l'Athletic Palermo, persa in casa per 2-1. L'ingaggio di Boncore in panchina, potremmo dire un bicchiere mezzo pieno, perché contro la Pro Favara è arrivata una sconfitta sul campo mercoledì, però nel totale tra andata e trasferta la partita è andata ai calci di rigore. Comunque lo Sciacca ha vinto alla fine dei conti. Cercato Mario Secan, c'è il fallo non commesso da Frisella, c'è soltanto la rimessa laterale concessa dall'arbitro Francesco Isnardi di Albenga. Gli assistenti sono Alessandro Cottone e Marcello Termini, entrambi di Palermo. Cross in mezzo, si cerca la testa di Balistreri, tocca avversario, altro calcio d'angolo per l'Unitas Sciacca. Dalla stessa bandierina conquistata in precedenza, chiede calma, grandissima voce Davide Boncore dalla panchina. La battuta in mezzo da parte di Concialdi, colpo di testa di Secan, fuori, prima grande occasione della partita con Mario Secan. Il colpo di testa che è finito sul fondo alle spalle di Paola. Secan che realizzò una doppietta nel 3-1 contro la Folgore Castelvetrano. Fu il ritorno del 16° di finale di Coppa, partita che fu decisiva per il passaggio del turno. Praticamente poco più di un mese fa. La punizione battuta da Salvatore Messina, colpo di testa di Iraci, viene messo giù Gulino, viene lanciato Balu, uscita di Salvo. Si può considerare anche tranquillamente 3-5-2
quello dell'Unità Sciacca, modulo tipico di Davide Boncore, soltanto che Concialdi si muove tantissimo a fare sia il play davanti la difesa, quindi avendo idee chiare sul centrocampo, sia fare il trequartista dietro le due punte, Balistreri e Secan. Nel frattempo Messina perde palla e allora Secan può allargare nella zona coperta da Africano. Pallone mandato in avanti da parte di Ciancimino, sponda di Balistreri, dietro per Iraci. Se la sistema, poi si scontra con Frisella e comunque rimessa per l'Unità Sciacca. Battuta corta questa rimessa laterale con Cialdi che preferisce ricominciare da Capitan Ciancimino. Africano attaccato da Musso, allora si va nella zona di Otero che però serve un po' così il pallone, va comunque avanti l'Unità Sciacca e allora il cross di Iraci, Balistreri non la colpisce, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, lo recupera Secan. Africano, cross a rientrare basso, allontana Lampo, di testa Otero assieme alla difesa per tornare da Di Salvo. Primi 10 0-0, ma con lo Sciacca in assoluto dominio per quello che è stato questo match al momento. Un'occasione importante quella di Secan, colpo di testa sul fondo. King per Concialdi, largo da Africano, finta, poi decide di scattare la pressione di Mannino, la scivolata a vuoto di Musso, fermato comunque Africano assieme alla sua corsa, va giù senza fallo, continua allora Concialdi. Iraci, Concialdi scambiano i due e allora Iraci calcia da fuori basso, respinge la difesa delle Castellammare, poi cerca di andare in progressione Gulino, il recupero dei trapanesi, colpo di testa ad interrompere l'azione e Sciacca che vuole assolutamente segnare in questo inizio di partita. Africano, poi il passaggio verso l'interno del campo fermato fallosamente Pietro Balistreri e calcio di punizione. Un po' di proteste soprattutto da parte di Pizzolato nei confronti di Isnardi, l'arbitro della partita. Punizione che verrà battuta da Concialdi. Di Mercurio, c'è il movimento senza palla, cross in mezzo di Iraci, troppo lungo, pallone sul fondo. Partita che si sta giocando a porte chiuse, qui in tribuna una ventina di accreditati, ci sono tra l'altro diversi spettatori, forse li vedete sul fondo, dietro la porta, in questo momento difesa da Di Paola, che stanno guardando la partita, oltre un cancello. Sono un gruppo di 6 persone che ugualmente vogliono assistere a questo anticipo della quinta di campionato. Si ricomincia con Concialdi, il passaggio non è dei migliori, Di Mercurio deve recuperare, nel frattempo c'è l'attacco di Ganci, pallone in fallo laterale, Ganci alla prima da titolare che prende oggi il posto di Mattia Terranova, invece in mediana Mannino prende il posto di Milana. I cambi invece nell'Unitas Shock sono dati dal turnover che è stato fatto in settimana. Infatti le novità di formazione sono 5, ma soltanto per ristabilire un po' quelle che sono le gerarchie originali. Poco fa il cross di Ba,
andata a vuoto per i compagni, c'è il vantaggio della Pro Favara sul campo dell'Athletic Palermo. Athletic 0, Favara 1. Tra poco vi diremo il marcatore. Conclusione da fuori, provata da Mannino, il primo squillo del Castellammare. Ci prova il classe 2003, ha fatto panchina contro il Casteldaccia oggi, debutto dal primo minuto alla prima presenza. Charles King lascia la battuta a Africano, schierato inizialmente come interno di centrocampo da Boncore, evidentemente subito spostato in fascia, quella sinistra, sua zona naturale del campo. Otero si muove Di Mercurio, pallone che passa ai Raci, fermato da Lampo. Concialdi, sempre Di Mercurio per l'ex Misilmeri a lanciare i Raci a vuoto. Frisella, cross che viene effettuato, pallone già uscito. Dai che ci siamo, dice Davide Boncore al suo Sciacca, molto soddisfatto. L'allenatore ex Troino in Serie D, 2 stagioni, ha fatto nell'Ennese. Dall'altro lato Giuseppe Mione, che è stato ex attaccante del Castellammare, c'è stata la fase da allenatore e giocatore. Adesso da un po' di anni allenatore a tempo pieno. Proprio adesso è andato a protestare con uno dei 2 assistenti arbitrali. Lo Sciacca non finisce di tenere il pallone. King, scambio di prima con Ciancimino. King va dietro da Otero. Di Mercurio, l'attacco provato da Pizzolato, poi il lancio dalla fascia, Messina di testa verso Ba, il tocco di Ciancimino, mantenendo la freddezza che serve. Concialdi, Fricano, guarda con attenzione, Secan, King, sempre a preferire la scelta di servire dietro, ma c'è il recupero di Caronia, fallo su di lui, calcio di punizione per il Castellammare, c'è la munizione. Messina batte la punizione subito nella zona di Musso. I due si sono parlati, Messina e Musso. Messina ha proposto un pallone non di certo delicato, anche se da Musso voleva altro. Ancora di testa Messina, mettere fuori.
King disturbato da Mannino, c'è il fallo del centrocampista del Castellammare. Fricano allora batte questa punizione, lancio lungo verso Balistreri, c'è però l'intervento su Messina. La battuta dell'ex San Vitolo Capo, occhio all'intervento su Ganci, non c'è nulla, secondo l'arbitro, colpo di testa di Frisella, si sta al limite dell'area, Fricano la prende Messina, contro King, la rimessa è bianco-azzurra. Battuta affidata a Musso. Scambiano rapidamente e di prima Musso e Ganci per la proposta di Pizzolato nella direzione di Ba. Allontana lo Sciacca. Lampo contro Secan, c'è la rimessa laterale per lo Sciacca. Tanto piccolo dialogo qui con la riconsegna del pallone, che non è stata proprio veloce da parte degli steward del Matranga nei confronti del club nero-verde. Concialdi, pallone gestito a terra da Di Mercurio, Iraci stava andando verso il limite dell'area, Messina a lanciare Ba di testa Otero in fallo laterale. Castellammare che ha preso un po' le misure dopo l'attacco rapido dello Sciacca nei primissimi minuti. Adesso la squadra di Mione si sta proponendo in avanti, ma Messina viene fermato. C'è anche il fallo commesso punizione per l'Unitas Sciacca. Fricano addosso a Mannino. Fricano verso Balistreri, Mannino va, la conserva anche da terra e può andare a lanciare Mannino, posizione però di fuorigioco nonostante il blocco di Otero. Un po' prevedibile, si aspettava soltanto l'ufficialità, la bandierina alzata. Le raccomandazioni dell'arbitro nei confronti della panchina dell'Unitas Sciacca, gestita da Davide Boncore. Lancio lungo di Messina, la prolunga Mannino, risponde Ciancimino di testa, ancora Messina, ping pong che continua, Secan vince il rimpallo, può andare King, allora sale lo Sciacca, cross basso verso Secan, non c'è, allora Balistreri sbaglia il colpo, finisce direttamente su Di Paola questo pallone. Mezza opportunità non è andata a buon fine, con un passaggio invece di un tiro nei confronti di Di Paola. Va il Castellammare, Mannino morbido, Ba
spalle alla porta, è sempre sua. La conserva anche lui, ha provato ad inserirsi in mezzo a due, abbastanza difficile. Fricano, il recupero dello Sciacca con Concialdi. Secan, potente in profondità, Balistreri è troppo indietro, l'appoggio di Lampo per Di Paola. Metà del primo tempo superata, sempre 0-0 al Favazza di Terrasini. Invece la Pro Favara è avanti contro l'Athletic Palermo, l'attuale capolista del campionato, assieme alla Nissa, che giocherà domani contro il Geraci in casa. Gulino, cross provato, è stato fermato subito. Serie di lanci lunghi in questa fase. L'ultimo, quello di Di Mercurio, verso il centrocampo nero-verde. Pizzolato, non riesce più volte a colpirla di testa, allora arriva a Iraci, sventagliata, prende Gulino in pieno, il proprio compagno, infatti la rimessa laterale è per il Castellammare. Messina, grande apertura, Musso, dietro subito il passaggio di Cagliozzo, occhio a Ciancimino che non è perfetto nel passaggio a Di Salvo, che rilancia però. Pizzolato di testa, anche Concialdi, Fricano, raso a terra, gestisce la pallone l'unità Sciacca, gira Balistreri e trova Iraci, chiede palla King dall'altro lato. È un lungolinea quello di Iraci, Secan si scontra con gli avversari, nello specifico con Lampo, la presa di Di Paola. Clima abbastanza sereno qui a Castellammare del Golfo, siamo nella provincia di Trapani. Messina da fuori, centrale per Di Salvo. È uscita fuori una bella traiettoria da lontanissimo il giocatore del Castellammare. Squadra che recupera un altro pallone, Pizzolato, Mannino, tacco a levar via. Balistreri è più veloce di tutti, soprattutto rispetto a Musso nel recuperare questo pallone lanciato. King, nulla da fare per l'ex Favara. Rimessa per i biancoazzurri. Battuta di Musso che si prende qualche secondo in più. Di testa Messina, di testa Ciancimino, poi l'alzata di Concialdi, di testa Secan. King anticipato da Messina, che in rovesciata manda nella zona del centrocampo da Abba, trattenuta con Ciancimino, recupera lo Sciacca, può andare il capitano nero-verde, ancora Ciancimino, si rinnova il duello con Ba che ci mette il piede e recupera per i suoi. Lanciato Ganci, mette giù, affronta Otero, Ganci si scorda il pallone nel momento del dribbling. Si è arrabbiato tantissimo Mione qui. Rimessa Sciacca, con la battuta per Fricano. Castellammare che non demorde, soprattutto dopo aver capito un po' come muoversi contro l'unità Sciacca. La battuta con il passaggio di Concialdi, adesso Otero largo per Di Mercurio. Gulino, si gira tutto da Africano. Secan sponda, non c'è nessuno però a sostenerlo, allora Pizzolato filtrante verso Ba, chiusura di Facundo Otero in fallo laterale.
c'è più lui rispetto a Ciancimino al centro della difesa, mentre a centrocampo, come abbiamo visto, Africano a sinistra, Gulino invece in mezzo al campo, sull'interno di destra. Rimessa laterale Castellammare con Musso, va dietro, Ganci scambia con Musso, Ganci si inserisce, spazi stretti sfruttati dal Castellammare, il tiro in diagonale di Mannino sul fondo, apprezza Mione. Sembrava essere la prima di tante l'occasione di Secan, invece ne stanno arrivando per il Castellammare in maggior numero. Prima quella di Messina da fuori, anche se è la meno rilevante, questa qui avuta poco fa dalla squadra biancazzurra è comunque molto buona, cercando il secondo palo. Ganci dietro, Musso profondo, risponde Otero, di testa Balistreri, in volo Gulino, largo da Iraci con Cialdi, si muove, cross morbido, troppo lungo per Balistreri. Indicazioni di Boncore a Gulino, un tocco in meno e palla sui piedi. Il rinvio di Paola, di testa Ciancimino, anche King, Balistreri a terra, King passaggio un po' corto per Secan, ma era in difficoltà proprio a muoversi fisicamente. Comunque rimessa laterale nuova per l'Unitas Sciacca. Balistreri, pallone un po' così, allora va. Subisce fallo il giocatore del Castellammare. Grande spavento per lui in occasione della prima di campionato contro il Mazzara. Ha perso i sensi all'inizio del secondo tempo, è stato portato in ospedale, nulla di grave per fortuna per il classe 99, punto di riferimento dell'attacco di Mione. Messina batte la punizione, pallone interessante, allontana King, poi il tiro al volo voluto da Ganci, in realtà è un lancio per la fascia di Musso e ancora Castellammare in possesso con questa rimessa. Batte Musso, si propone Mannino, con Cialdi prova a chiudere, c'è fallo commesso da Ba. Dicevamo del vantaggio esterno momentaneo ovviamente della Pro Favara in casa dell'Athletic Palermo. Il gol è stato realizzato da Ficarrotta. Di testa la risposta di Cagliozzo, dritta per Ba che si gira, può andare soltanto verso l'esterno, pallone di ritorno in qualche modo in casa Castellammare che però non si concretizza. Iraci, pallone incomprensibile questo, non una situazione favorevole delle sue. Fricano supera Ba, il passaggio arriva a Caronia che rispedisce sempre in profondità. Boncorre nel frattempo manda a scaldare due giocatori dalla sua panchina, ovvero Graci e Sant'Angelo.
entrambi attaccanti. Restiamo concentrati, queste le parole di Salvo, il portiere dell'Unitas Sciacca, nei confronti dei compagni, anche perché il Castellammare sta tenendo di più il pallone. Concialdi dietro da Di Mercurio direttamente su Pizzolato. Ancora Concialdi, questa volta lato Ciancimino Fricano, la trattenuta di Ganci, fallo. Sponda di Iraci, subisce fallo in corsa. Calcio di punizione. Battuta corta della punizione con il tiro dalla distanza di Concialdi, abbastanza largo. Rinvio dal fondo per Samuele Di Paola. L'anno scorso al Casteldaccia, quest'anno il ritorno a Castellammare. Sponda di testa di Ba, c'è però Di Mercurio. Adesso l'avanciata provata da Concialdi e punizione per i neroverdi. Ciancimino portapalla, il capitano dello Sciacca, pallone verso Seccan, allontana Lampo di testa. Musso, pallone in mezzo a due giocatori, poi Ciancimino, prolungamento al volo in scivolata di Balistreri. Lampo sempre verso Ganci, sbaglia però qui Di Mercurio. E allora la ripresa del gioco da parte del Castellammare, voluta lungo la fascia. Frisella, scambio che non si concretizza. Ha pareggiato l'Athletic Palermo 1-1 con la Pro Favara, il gol di Caronia. Angelo, ovviamente. Sicuramente una bella partita quella che si sta giocando al Favazza di Terrasini. Qui Fricano invece a cambiare tutto. Frisella, pallone di Otero, passaggio arretrato. Ciancimino, King sbaglia i tempi. Vuole più propensione offensiva Boncore nei confronti di Gulino.
Va, pallone in corsa per Ganci, c'è il fischio dell'arbitro, punizione dal limite. Conquistata dalla classe 2004. E occhio a questa potenziale chance per il Castellammare. Messina con il mancino, Ganci con il destro. Va Messina a giro di salvo in 2 tempi. Conclusione alla fine centrale. Concialdi prova a far muovere subito il pallone, l'Unitas Sciacca. Di Mercurio nella zona di Fricano. Ciancimino. L'apertura verso Iraci, prima di tutti Frisella. Si ritorna dietro. 5 minuti, poco meno, alla fine del primo tempo. Sempre 0-0 alla Matranga. Golino. Poi lo Sciacca non si intende nei passaggi rapidi di prima. Il possesso però rimane, soltanto che le concretizzazioni sono poche rispetto all'impatto che ha avuto questa squadra sulla partita. Golino dietro, il cross di Mercurio, lampo, tutto regolare secondo l'arbitro. Altro attacco su Golino, la prende King, non la lascia scorrere per Fricano. Ancora Golino, fallo sì di Messina, punizione adesso anche per lo Sciacca. E occhio agli specialisti, ci sono Beniraci e Piero Concialdi. Infatti la barriera del Castellammare è abbastanza folta, 4 uomini. Pallone lasciato per Iraci, bomba di Paola centrale. E la Sciacca rimane in proiezione offensiva con questa rimessa. Battuta lunga da Fricano, di testa, prolungamento in mezzo, la rovesciata provata da Golino, pallone che scorre sul fondo. Ancora i suoi, muovete sempre il pallone, non forziamo la giocata. Sciacca di nuovo alla conclusione, verso la porta. Lampo di testa, pallone preso da Iraci, King anticipato sul più bello, non ce la fa Golino.
non ci sono state tantissime interruzioni, quindi il recupero oltre il 45esimo può tranquillamente non essere colposo. Iraci, poi Concialdi, costretto a tornare da Di Salvo. Ciancimino, King, sbaglia la scelta con Africano che non ha ricevuto il pallone. Athletic Palermo in vantaggio 2-1 sulla Pro Favara, rimonta effettuata dalla squadra di Vincenzo Giannusa. Messina qui svirgolata, l'arbitro non concede nulla per quanto riguarda il recupero e allora fine primo tempo tra Castellammare e Unitas Sciacca 0-0 con diverse occasioni interessanti per parte Sciacca, che ha avuto un grande impatto qui al Matranga, ci ha provato Secan, poi Castellammare è venuto fuori, ha trovato i propri spazi, ci ha provato con Messina direttamente su calcio di punizione anche a favore dello Sciacca con la parata di Paola. Su Iraci ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Castellammare Unitas Sciacca al Favazza di Terrasini 2-1 per l'Athletic Palermo sulla Pro Favara. Il gol di Ficarrotta è stato rimontato da quelli di Caronia e Manfrè. A tra poco. I numeri parlano chiaro, c'è da essere soddisfatti e quindi si può sempre fare meglio. Certo, quelle 12 sconfitte, se fossero state 4-5 era meglio, però si può perdere, vincere e pareggiare. Noi ne abbiamo vinte di più, quindi va bene così. Sì, sicuramente queste statistiche sono utili poi a fine anno, anche durante, danno delle indicazioni su dove si sta facendo bene e dove si può migliorare. Ed effettivamente questo è un dato di fatto. Premesso che le amichevoli, specialmente in questo periodo pre-campionato o magari incontri squadre che non siamo tutte allo stesso livello di preparazione, lasciano il tempo che trovano. Devo dire che sono contento di tutte e tre le amichevoli, sia per le squadre che abbiamo incontrato, che erano il Capaci, gli Emiri e l'Under 19 del Palermo Calcio 5, che sono tutti nostri amici, quindi è stato un piacere giocare con loro. Dal punto di vista tecnico non faccio un commento perché, ripeto, lasciano il tempo che trovano in questa fase di preparazione. Sicuramente sono soddisfatto dei nuovi e della rosa in genere. È stata una giornata particolare, ricordo perfettamente quel giorno perché non meritavamo né di pareggiare né di vincere quella partita, però poi grazie alla determinazione, grazie al non mollare mai, negli ultimi 5 minuti eravamo riusciti a raddrizzare la partita. Poi per episodi alla fine abbiamo beccato gol, abbiamo preso gol praticamente all'ultimo secondo, quindi onestamente un pochettino di amaro in bocca rimane. Magari non avremmo meritato neanche di pareggiarla la partita nei 60 minuti, però una volta che sei a 10 secondi dalla fine stai pareggiando, se prendi gol qualche imprecazione ci può stare. Sono molto contento, io in questo momento alle tue spalle ci sono i ragazzi a centrocampo che ridono e scherzano e secondo me questa è la cosa principale di ogni allenamento. L'obiettivo sicuramente è quello di fare bene. Non ci nascondiamo, puntiamo a una posizione il più alto possibile. Non conosciamo tutte le squadre, ci sono delle squadre nuove, sappiamo che ce ne sono alcune che si sono rinforzate, quindi non avendole viste ancora è un pochettino
difficile dire posso arrivare primo, secondo, terzo. Sicuramente faremo di tutto per giocarci le posizioni importanti. Di solito preferisco giocare l'ultima partita in casa, quindi questo prevede di giocare la prima in trasferta. È stata una partita, diciamo, abbastanza equilibrata, quindi andiamo via consapevoli che abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e penso che ci aspetta domenica una grande partita, quindi dobbiamo subito resettare e pensare ad allenarci bene per preparare una gara che è molto difficile che ci aspetta domenica. Nulla da dire ai nostri, sapevamo di incontrare una squadra organizzata e ben messa in campo, quindi purtroppo il gol non è arrivato e il risultato ha premiato l'Athletic Palermo, quindi va bene lo stesso e ripeto, pensiamo ora a domenica al campionato che è la cosa più importante. È normale, è una bellissima gioia fare gol al 90esimo. Adesso ovviamente ci mancano i 3 punti che sono fondamentali per il nostro cammino, anche per premiarci per il nostro percorso che stiamo facendo, perché siamo una squadra giovane e in crescita, quindi sono molto soddisfatto dei miei compagni e della prestazione di tutta la squadra. Con molta serenità e tranquillità vogliamo fare un cammino tranquillo e divertirci, cercare prima di ottenere la salvezza e poi tutto quello che viene di guadagnato. Torna in campo il Lascari Cefalù dopo la brutta prestazione di Coppa Italia contro la Parma. Occorre invertire la rotta anche in campionato. Arriva sul campo di finale di Polline, dovrebbe essere questa l'ultima recita della squadra di Grimodo in questo campo. Arriva l'Aquila, una delle rivelazioni di questo avvio di campionato nel girone B di promozione, partita che inizia con le immagini prodotte dal nostro Pietro Piazza. Subito episodio da Moviola con il Lascari Cefalù che chiede invano un calcio di rigore al 6° minuto, poi 9° minuto, azione da calcio d'angolo, serie di batti e ribatti all'interno dell'area dell'Aquila, poi la conclusione che libera Gnoff, il quale controlla e calcia, batte sottile, ma per l'arbitro è fuori gioco del giocatore con la maglia numero 11 dell'Ascari, che poi al minuto 26 un calcio di punizione, pallone che spiove sul secondo palo con l'assist perfetto per Butera, ma anche in questo caso fuori gioco, questa volta del numero 9 della formazione oggi in maglia bianca al minuto 28, prima offensiva di un certo spessore da parte dell'Aquila con la palla che viene giocata sulla sinistra, poi l'assist al centro per Princi, il quale non riesce a ribadirla nella porta vuota a Ferreri, completamente battuto. Allora Lascari che prova a punire, minuto 36, Conte rimbalzi, Gnoffo che calcia, palla fuori, minuto 42, calcio di punizione di Imbraguglio, potrebbe sembrare un cross ma in realtà diventa un tiro, sottile scavalcata anche la traversa, ma un minuto dopo errore in fase difensiva da parte dell'Aquila, innescato Butera che vede sottile fuori dai pali, lo batte con questo pallonetto morbido e preciso, 1-0 Lascari Cefalù, e non poteva che essere il bomber Gabriele Butera a metterla dentro al minuto 43. Si sblocca finalmente la partita, ma l'Aquila ha piani ben diversi per questo incontro. E allora con questa giocata tra le linee, con l'assist per Cariolo che riesce a calciare, non la trattiene Ferreri, e allora 1-1 con la rete del classe 87 ex Acquedolci tra le altre. E allora si va al riposo sul parziale di 1-1, ma prima questo calcio di punizione tentato dall'Ascari con la difesa che allontana, poi sulla conclusione fischia la fine del primo tempo il direttore di gara. Passiamo alla ripresa con il primo tentativo da parte dell'Aquila, con questa conclusione Ferreri si deve distendere alla sua destra sul tiro dal limite dell'area scoccato, poi ancora una volta in contropiede l'Aquila con il servizio al centro area per Cariolo, ma bravissimo Ferreri a negare la gioia della doppietta al numero 7 dell'Aquila. Poi i biancorossi continuano ad attaccare, allora Volpini con il fallo dentro l'area di rigore, calcio di rigore per l'Aquila, minuto 70. Dal dischetto si presenta Mastroianni che attende il fischio che arriva con te passi Mastroianni che poi incrocia col sinistro perfettamente il gol da parte di Simone Mastroianni. E allora 1-2, ribalta la situazione l'Aquila che passa a condurre per la prima volta, ancora attacca la squadra ospite con la palla che rimane lì, il primo salvataggio sulla linea da parte di Abate, poi ancora attacca la squadra ospite, si tuffa Ferreri ma l'arbitro aveva già fischiato, quindi sfiora il terzo gol la squadra di mister Caragliano. Poi l'assalto finale non serve a nulla per il Lascari che perde in casa anche contro l'Aquila. Si affronteranno le due compagini palermitane, Panormus e Calcio Sicilia. Rimessa lunga a campanile.
da parte di Prestigiacomo, liscia il pallone, si entra dentro l'area di rigore, vuole proteggere il pallone, Fazio si gira! E gol di Fazio, che con una girata porta in vantaggio i padroni di casa, rompe l'equilibrio e va a prenderci l'abbraccio dei suoi tifosi e dei suoi compagni. Grandissimo, gol di Fazio. Il calcio di rigore, Davide Mattaliano, il capitano. Attenzione, rischio, subito palla dentro! Clamorosa, scivolone del portiere, paperissima. E il numero 11 non può fare altro che appoggiare in rete. Ha segnato Imperato, trova il secondo gol in campionato dopo aver segnato alla prima giornata contro la Vis Palermo, adesso trova il 2-0. Ancora Florio, pallone all'interno dell'area di rigore, vuole saltare il capitano, spizza verso Longo che prova un tiro al volo, palla che rimette dentro, clamorosa parata, la ribattuta, accorcia il risultato per il Calcio Sicilia. 2-1 dopo 34 minuti di gioco. Vai Florio! Vai Florio, vuole andare a mettere un pallone, stacca Longo, clamoroso 2-2, rientra subito in partita, 1-2 micidiale, si addormenta la Palermus, colpisce con l'arma più letale per il Calcio Sicilia, la rimessa lunga, pallone a cercare la torre, la punta, rimessa laterale Florio, vuole andare a mettere il pallone dentro l'area di rigore, come a poco fa, ancora salta il numero 7 che mette il pallone dentro, rimonta completata di Grammalta. Ancora sulla rimessa laterale, questa volta sembrava lo stesso copione del gol del 2-2, questa volta salta Grammalta. Ancora Grammalta, calcia Grammalta. 2-4 per il Calcio Sicilia, si era buttato nel lato giusto Prestigiacomo ma non arriva a toccare il pallone. Ancora Costa, calcia col sinistro, spiazza completamente il portiere e sigla il 5-2. Riconquista subito, grandissima giocata che vuole andare a servire ancora col sinistro, ancora ha provato Ferrara, pallone che rimane all'interno dell'area di rigore, prova a girarsi, ancora Majorana è bravissimo a farsi trovare pronto e a siglare il gol del definitivo 2-6.
È iniziato il secondo tempo di Castellammare Unitas Sciacca, quinta giornata del girone A di eccellenza siciliana, 0-0 dopo i primi 45 minuti. Non è stato concesso nessun minuto di recupero, con entrambe le squadre che hanno avuto le proprie occasioni, con lo Sciacca che è partito forte. Ci ho provato di testa con Secan, poi è uscito fuori il Castellammare con i tentativi di Mannino e Messina. Punizione di Iraci sul finire di primo tempo, che ha impegnato, seppur centralmente, il portiere avversario. Facciamo un recap delle due formazioni: Castellammare in maglia bianca e pantaloncini azzurri, 4-3-1-2 per Giuseppe Mione, Di Paola in porta, in difesa Cagliozzo, Caronia, Lampo e Frisella, a centrocampo Musso, Mannino e Pizzolato, Messina dietro Va e Ganci, a disposizione Cacciatore, il portiere, poi Amato, Cina, Milana, Scibilia, Vassallo, Mattia e Danilo Terranova, e poi Falanga. Squadra di Mione che sta attaccando in questo momento, allontana lo Sciac in maglia nero-verde, i pantaloncini neri, 3-4-1-2 o 3-5-2 per Davide Boncore, dipende un po' la posizione di Concialdi in mezzo al campo, Di Salvo in porta, Di Mercurio, Otero e Ciancimino in difesa, Iraci, Fricano, King e Gulino a centrocampo, Concialdi sulla tre quarti, dietro le due punte Balistreri e Secan, a disposizione Riccio, il secondo portiere, poi Licciardello, Russo, Maniscalco, Camilleri, Morana, Graci, Cinquemani e Sant'Angelo. L'arbitro è Francesco Isnardi di Albenga. Gli assistenti sono Alessandro Cottone e Marcello Termini, entrambi della sezione di Palermo. Avanti il Castellammare, Messina, un cross che finisce su Di Salvo. Nessun cambio da entrambe le parti. Ripresa che è incominciata con gli 11 titolari che hanno svolto la propria partita anche nel primo tempo. Al momento è uno 0-0 che non vuole nessuno, con il Castellammare che non vince da un po'. L'ultimo successo alla prima giornata nel 2-1 contro il Mazzara, poi due pareggi contro Aspra e Marineo e poi la sconfitta di domenica scorsa contro il Casteldaccia. Lanciato Ganci, il tiro su Di Salvo, è riuscito a calciare il classe 2004 che ci riprova. Stavolta la difesa fa il suo compito, l'attacco giudicato falloso e il calcio di punizione. Buona la partenza del Castellammare, con l'opportunità per Ganci, alla prima da titolare in questa stagione. Dall'altro lato invece lo Sciacca ha alla seconda panchina Davide Boncore, la prima in campionato, dopo aver debuttato in Coppa mercoledì scorso contro la Pro Favara, partita vinta ai calci di rigore dopo la parità. Tra andata, quando c'era ancora Lillo Bonfatto, e ritorno, Unitas Sciacca che è reduce campionato dalla sconfitta per 2-1 in casa contro l'Athletic Palermo. Prima un altro 2-1 subito stavolta in trasferta contro la Nissa. Il riscatto è d'obbligo per una squadra che ambisce ai playoff di fine stagione. Unica vittoria praticamente
l'1-0 contro la Don Carlo Misilmeri alla seconda giornata, perché alla prima di campionato ci fu il 3-0 subito a Mazzara del Vallo contro il Mazzara 46. Non ci si aspettava a Sciacca questo andamento un po' altalenante, così altalenante in questo inizio di stagione. I Roverdi che sperano di cambiare un po' di cose con Boncore in panchina. Si sta giocando ovviamente anche l'altro anticipo di questa quinta giornata di campionato tra Athletic Palermo e Pro Favara. Primo tempo che è finito sul 2-1 in rimonta per l'Athletic. La Pro Favara ha pareggiato poco fa su calcio di punizione. Tra poco arriverà anche il marcatore. Programma che proseguirà domani, quello del turno di campionato. Le partite alle 15:30 sono ben 4: Don Carlo Misilmeri Mazzara 46, Folgore Castelvetrano Marineo, Mazzara Accademia Trapani Super Giovane Castelbuono Aspra. Intanto va su Di Salvo che la raccoglie. Due partite invece alle 16: Fulgatore Casteldaccia e Nissa Geraci. Il pallone proposto da Iraci, allontanato da Lampo. Il rinvio di Messina, la risposta in difesa dello Sciacca con Otero. Fuori gioco per Mario Seccan. Bandierina alzata. A bordo campo invece ci sono movimenti da entrambe le parti. 3 giocatori si stanno scaldando nel Castellammare, mentre tutte le riserve di movimento lato Unitas Sciacca. In panchina seduto soltanto il secondo portiere Vincenzo Riccio. Punizione battuta da Di Paola. La testa di Frisella, risponde però Ciancimino. E allora Caiozzo ripropone. Lampo, l'appoggio di Ciancimino dietro per Di Salvo. L'anno scorso ha debuttato in eccellenza al CUS Palermo, squadra che poi è retrocessa dopo il play-out. Di Salvo che invece è rimasto in eccellenza, la chiamata in estate dell'Unitas Sciacca. Fatto panchina nelle prime partite, poi ha guadagnato la fiducia prima di Bonfatto. Adesso è alla prima presenza con Boncore. Di Paola si prende qualche centimetro in più per rinviare questo pallone, lo va ad inseguire Ba, che poi va a commettere fallo su Otero.
Il passaggio di Di Mercurio, sponda voluta da Iraci, poi Concialdi e Gulino a recuperare, non ce la fanno entrambi. Pallone di Frisella, Messina verso Ba, Concialdi, Messina, Ba, stop di petto, poi il possesso è dello Sciacca. Balistreri fermato con fallo da Pizzolato. Secan, King, Gulino è abbastanza solo in quella zona di campo, allarga per Iraci, il tiro alla fine sul fondo. Era un cross verso l'interno dell'area a cercare Balistreri, è uscito fuori un tiro ad effetto. Infatti ci sono state subito le scuse nei confronti di Balistreri. Pizzolato liscio nel rinviare, poi il lancio lungo verso Ba, il contrasto con Di Mercurio, tacco dietro e un regalo per l'attaccante delle Castellammare. Di Mercurio intanto si è fatto male contro i tabelloni pubblicitari, non è messo in mezzo, pericolosa al centro dell'area. Sican sta colato, Balistreri allarga, Fricano sale l'unità Sciacca che ha un po' di spazio a disposizione, ancora Fricano, il cross riesce direttamente fuori però. Attimo di tensione nella difesa dello Sciacca, con il pallone mantenuto in campo sì col tacco, ma è stato un regalo per Ba. Caronia alza tutto, altro fallo fischiato, lo ha subito Ba, punizione per i biancoazzurri. Batterà il solito Salvatore Messina. Cross in mezzo verso Lampo, di testa anche Caiozzo, pallone il tiro voluto da Mannino, respinto, Fricano risponde Musso per Di Salvo. Giocatore del Castellammare a terra, fattore perdita di tempo che adesso potrebbe verificarsi di più nel corso di questo secondo tempo per gestirlo a proprio favore. Cambio pronto nelle Castellammare, pronto ad entrare Milana. Esce Musso dall'altro lato che non ce la fa continuare, e allora dentro Milana, oggi alla panchina numero 1 in stagione, è stato sempre titolare quando è stato disponibile. Oggi Mannino ha preso il suo posto in mediana. Dentro dunque
Nel Castellammare Alessandro Milana, classe 2003. Va, lancio lungo nella direzione di Ganci, in fuorigioco. Nel Castellammare Mannino rimane a fare il mediano, quindi Milana prende il posto di Musso anche nella posizione in campo, quella di interno di centrocampo a destra, mezzala praticamente. Secan, ostacolato da Messina, riparte il Castellammare con Mannino, c'è il tiro ribattuto da Ciancimino, poi la rovesciata provata in qualche modo da Ganci, Di Salvo. Pallone profondo, Secan sponda, deve ripassarla a King, si va dietro Fricano, cross a rientrare Secan, spara la porta, ce l'ha sul destro, lascia tutto dietro Gulino, la parata di Paula, grandissima chance per l'Unitas Sciacca, il tiro di Mattia Gulino, la botta verso Di Paula. Non è finita qui, avanza Charles King, non guadagna il calcio di punizione dal limite. E l'azione prosegue con il Castellammare in attacco con Ba, che punta sulla fascia, il cross a cercare dall'altro lato Ganci, che riceve adesso. Passaggio invitante per Pizzolato, si stava per accentrare il capitano bianco-azzurro, una serie di rimpalli favorisce Di Salvo, occasione però per lo Sciacca. Cambio pronto anche per l'Unitas Sciacca, è pronto ad entrare Sant'Angelo. Al posto di Secan. Non cambia praticamente nulla dal punto di vista tattico. Sant'Angelo che segnò mercoledì contro la Pro Favara. Non contentissimo Secan del cambio. In campo dunque Giuseppe Sant'Angelo, classe 89, esperienza in più in campo per Boncore. Gulino, avanzano ancora i neroverdi, Iraci, cross a rientrare in mezzo, centrale per Di Paula. Va di testa, è un po' solo però, ripropone per Frisella, stava per girare, va, fallo su Iraci. E c'è un nuovo cambio per il Castellammare. Esce Mannino, entra Mattia Terranova. Il 5 di Mione per Mannino al debutto da titolare. Dentro Mattia Terranova, classe 2005,
lui che è una mezzala. Pizzolato si è spostato sull'interno di destra. Nel frattempo lo Sciacca è sempre avanti, sempre a gestire questo pallone africano. Cross con Balistreri a calcolare il fuorigioco. Otero deve lasciare dietro a Golino, ma il pallone esce. Si era proprio a ridosso della linea del fallo laterale. Pizzolato al volo verso Ba, Ciancimino. La prende King, Iraci dietro per Ciancimino. Gulino un po' trattenuto, recupero del Castellammare senza fallo secondo l'arbitro. Allontana Otero subito. Mattia Terranova, primo pallone per lui. Adesso è nella zona di Milana. Fallo laterale per il Castellammare. Quasi a scivolare Fricano, la prende comunque. Poi Messina a mandarla fuori. Pallone che è finito dritto giù negli spogliatoi. Ancora Malik Ba si inserisce, si allunga il pallone, fallo non secondo l'arbitro da parte di Concialdi. Tutti increduli i giocatori del Castellammare. Giuseppe Mione arrabbiatissimo. Balistreri, fallo sì di Lampo. Occhio perché c'è la munizione per Mione. Non ne vuole sapere l'arbitro. Tante proteste. Anche va a parlare con Isnardi di Albenga. Tra poco nel Castellammare entrerà Francesco Amato. Situazione un po' di stallo con la punizione in favore dell'Unitas Sciacca. Concialdi sul punto di battuta. Si cerca il miglior pallone da usare. Di Paola sistema la barriera. Arbitro che deve avere a che fare ancora con le situazioni a bordo campo.
L'arbitro che ha parlato con Pizzolato. Adesso può far andare il Castellammare con la composizione della barriera per andare in contrasto alla punizione dello Sciacca. I soliti Iraci, Concialdi pronti, 3 in barriera. Iraci che già ci ha provato nel primo tempo. Conclusione centrale verso Di Paola, 4 uomini in barriera. Stavolta va Concialdi, la parata di Paola che se la lascia scappare e calcio d'angolo. Non è rimasta in campo. Insiste la squadra di Boncore. La battuta di Concialdi, secondo palo, allontana Ba. Adesso King. Che affida tutto a Gulino. Rimessa lunga di testa Messina. Un pallone che non fa tanti metri. Infatti c'è un'altra rimessa laterale. Messina allontana il pallone. C'è il giallo per lui. Intensifica lo stretching nel frattempo Amato a bordo campo. La rimessa per lo Sciacca con King. Battuta lunga di testa lontana Caiozzo. Anche Mattia Terranova. King pressato. Lo Sciacca ritorna dietro con Ciancimino. Di Mercurio. Verso la testa di Sant'Angelo. C'è il calcio di punizione. Subisce fallo il classe 89. Animi che si surriscaldano perché anche qui Di Paola non vuole concedere il pallone agli avversari. Sciacca che vuole risolverla questa partita attraverso i colpi su punizione o di Iraci o di Concialdi. Al momento sembra essere un po' questa la chiave. Guardate la barriera del Castellammare, sono in 6 perché si sa che sia Iraci sia Concialdi sono pericolosi, entrambi. Va Iraci, potente, basso, largo, non si aspettava questo tipo di tiro il Castellammare. Abbastanza fuori lo specchio della porta. Ci si aspettava un po' una conclusione come le altre su punizione per lo Sciacca. Dicevamo prima del pareggio della Pro Favara in casa dell'Athletic Palermo. Il gol è stato segnato da La Piana, 2-2 sempre. Qui il cambio per il Castellammare, è uscito Lampo, è entrato Amato. Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Un centrale per un centrale di difesa, il rinvio di Di Paola. Prova a respirare un po' il Castellammare dopo aver subito 2 calci di punizione a favore dello Sciacca.
battuta la punizione con Di Mercurio, pressato tantissimo da Ganci, fallo su Ba, c'è il giallo e c'è il cartellino rosso per Concialdi, che era stato ammonito nel primo tempo. Unità Sciacca in 10. Espulso Piero Concialdi, tra i più pericolosi della partita in generale fino a poco fa, con i calci di punizione assieme a Iraci. Adesso c'è il cartellino rosso e Castellammare che ha l'opportunità per fare il colpo. Punizione di Messina, pallone profondo allontanato da Otero, poi in due a voler calciare Iraci e King, a spazzare via, proposta anche di Messina, fuori. Cambio nel Castellammare, esce Ganci, al suo posto Danilo Terranova. Applausi dei pochi presenti al Matranga per Manuel Ganci. Oggi alla prima da titolare. Amato allontana, rimessa laterale per lo Sciacca, che ha giocato in 10 anche mercoledì per l'espulsione di Fricano. Oggi c'è quella di Concialdi. Fricano stavolta va al cross, allontana di testa Caronia, ripropone Iraci. King Gulino allontana il Castellammare, di testa Otero, poi si finisce giù con Di Mercurio, si continua. Fricano, nuovo cross, allontana Caronia. Va dietro, picciolato d'esterno, di testa sempre Di Mercurio. Fricano, sombrero, arriva Ba, la mette fuori. Poi i due si prendono un po' a vicenda. C'è voglia di vincerla per l'Unità Sciacca, voglia di trovare il gol. Partita Iraci a puntare Frisella, che lo blocca, poi scivolata a vuoto di Fricano, altra giocata di Frisella. Amato, Di Mercurio, è un regalo per Danilo Terranova, appena entrato Mattia Terranova, dietro per Amato, proposta nella direzione di Iba, la mantiene in campo sì, ma per Di Mercurio. King Ciancimino, ancora Charles King, ostacolato da Danilo Terranova che recupera il possesso. Terranova, fallo da parte di Otero, c'è il cartellino giallo. Punizione importante per il Castellammare, a 10 dalla fine, in superiorità numerica. Presumibilmente andrà Messina con il mancino.
C'è anche Danilo Terranova sulla battuta. In barriera invece sono in 4 al momento. Boncore nel frattempo prepara un cambio, quello che sarebbe il secondo della sua partita. Nel frattempo la punizione con la battuta per Danilo Terranova, risposta della barriera, calcio d'angolo. Alla fine è andato a calciare il subentrato. E allora opzione dalla bandierina per il Castellammare. La battuta affidata a Luca Frisella. Nello Sciacca entrerà Graci, la battuta di Frisella allontana di testa Agulino, spazio per lo Sciacca che avanza il condottiero e Iraci può allargare a sinistra, lo fa male verso Fricano, recupera dunque il Castellammare, Messina di testa va e molto indietro, Di Mercurio fuori. Amato, Danilo Terranova avanza a piccoli passi con leggera difficoltà, ma se la cava. Va, spalle alla porta contro King, vince il rimpallo, pallone che rimane al limite. King adesso allontana, poi ripropone Caiozzo nella zona di Frisella che va a rincorrere. C'è però il fischio dell'arbitro a interrompere tutto dopo l'attacco di Frisella. Eccolo qui il cambio per l'Unitas Sciacca, entra Graci, occhio però sul cerchio di centrocampo, sembra esserci stata un'irregolarità con un giocatore della Castellammare a terra. Il cambio si effettua nello Sciacca con l'ingresso di Graci per Balistreri. Un altro cambio in attacco questo per Boncore, dopo quello di Sant'Angelo per Secan. Scrazzi tra i giocatori dello Sciacca e la panchina del Castellammare. Si continua a giocare con la punizione affidata ad Andrea Di Salvo. Che secondo l'arbitro ha allungato di tanto il punto di battuta. La battuta di Salvo, la testa di Iraci, Messina di potenza, Ciancimina vuoto, Correba a fronteggiare Otero, va sempre in mezzo, poi finisce giù senza fallo da parte dei giocatori dello Sciacca. E allora Iraci, lancio lungo verso Sant'Angelo, il colpo di testa di Caronia, nuova proposta di Fricano, pizzolato anche lui di testa, prolunga Mattia Terranova, ancora pizzolato, si allarga Frisella, c'è però Ciancimino a terra, cross basso allontanato da Otero, è rimasto giù però il capitano dello Sciacca. Girolamo Ciancimino, nuovo cambio
nello Sciacca, entrerà Maniscalco con il Castellammare che ha a disposizione un calcio d'angolo da battere. Esce Ciancimino, non ce la fa il capitano dello Sciacca. Dentro dunque Alessio Maniscalco che si va a prendere la fascia. Angolo che non viene sfruttato dal Castellammare, pallone buttato in rimessa, quindi regalato allo Sciacca. Probabilmente non si era d'accordo con la decisione da parte dell'arbitro. Iraci di testa all'indietro, risponde Frisella, ancora Danilo Terrano va a lottare. Fricano, ci pensa Graci a prolungare, Amato allontana, ancora Amato di testa, finisce giù dopo un contrasto con Iraci. Nuovo cambio per Boncore, li sta effettuando praticamente tutti adesso, c'è 5 mani dentro al posto di Gulino, vicino al gol con una conclusione da fuori. Dentro dunque Michele Cinquemani. Punizione, Castellammare batte Amato. Tutti a vuoto, c'è Maniscalco a mandare più lontano possibile, anche se il pallone non fa tantissimi metri. Pizzolato, il pallone passa, non va, poi spazza tutto Otero con Di Salvo che era uscito. Un po' di incomprensione tra i due compagni di squadra, dato che Di Salvo stava andando a prendere il pallone. Calcio d'angolo dunque per la squadra di casa, a -2 dalla fine, poco meno, più recupero. Messina tantissimo a muoversi, pallone dentro, Messina la liscia, poi Di Salvo. Di Mercurio, cambio di gioco, occhio al tocco di Milana che favorisce Iraci, debole per Di Paola che se la prende con la sua difesa. Di testa Maniscalco, pallone che passa, c'è calcio di punizione. Chiede sempre calma Davide Boncore al suo Sciacca. Punizione che verrà battuta da Africano. Saranno 5 minuti di recupero. Parte Africano. Pallone strano sul fondo. Lancio lungo. Di testa Caiozzo, rischia
un pochettino, pallone di Iraci, può scaricare. La conclusione di Paola in due tempi con il brivido, l'attacco di Sant'Angelo, ma c'era comunque fuori gioco. Mione arrabbiato con Caiozzo. Di Paola, King in volo nel rischiare a fare male qualcuno. Amato spazza in tribuna. Rimessa laterale, c'è Di Mercurio, battuta lunga, prolungamento, poi nessun fallo su Messina e viene lanciato, trattenuta con Otero. Maniscalco prova la giocata, pallone recuperato da Danilo Terranova con il tunnel. Terranova mette dentro, deviazione di Di Mercurio, pallone che arriva di salvo. Pallone centrale, tutti su ad attaccare l'area avversaria per lo Sciacca. Messina al volo a mandarla via, Pizzolato, trattenuta, c'è fallo, cartellino rosso per Pizzolato. Castellammare che chiude in 10 anche lui. Rosso diretto per il capitano. Graci poi che vorrebbe parlare con l'autore del fallo, riceve il giallo per proteste, lui continua a toccarsi la testa. Iraci gli ha praticamente gridato di giocare. (10 contro 10 per questo finale). Nello Sciacca è stato espulso Concialdi. Poco fa Pizzolato nel Castellammare. 1:10 da giocare per quanto riguarda questo tempo di recupero. Amato, la battuta della punizione direttamente fuori, voleva trovare Milana, non ce l'ha fatta. Ultimo assalto per l'unità Sciacca con Maniscalco. Sant'Angelo gira da africano, tra i più presenti in campo questo pomeriggio. Maniscalco finta il cross, si ritrova, va davanti, africano morbido, prolungamento di testa, allontana il Castellammare, opportunità all'ingresso dell'area di rigore, non è arrivato però il tiro. Africano ci stava pensando lui alla conclusione dalla distanza, il cross di Di Mercurio sul secondo palo, il tentativo di Sant'Angelo. Sciacca all'assalto della porta del Castellammare, 10 secondi. Charles King preferisce andare con il mancino, cross a rientrare di testa Iraci sul fondo, e questa presumibilmente sarà l'ultima opportunità della partita. Manca il pallone, c'è Caiozzo a terra.
Questo qui sarebbe il secondo 0-0 di fila in casa per il Castellammare. Lo Sciacca ritornerebbe a pareggiare dopo il 2-2 in casa della Folgore Castelvetrano ai 16esimi d'andata di Coppa, la primissima partita della stagione. Sarebbe anche il primo pareggio in campionato per la squadra adesso allenata da Boncore. Lancio lungo di testa al lontano Tero, opportunità per Mattia Terranova con il pallone spazzato via da 5 mani, trattenuto Danilo Terranova. Si continua a stare lì a proporre palloni che portano a poco. Di Salvo, lancio lungo, ma c'è il triplice fischio da parte dell'arbitro ufficiale, lo 0-0 del Matranga tra Castellammare e Unitas Sciacca. Partita che non si è sbloccata, che ha visto 2 espulsioni, una per parte nel secondo tempo, entrambe, prima con Concialdi per doppio giallo, poi nel tempo di recupero con Pizzolato nel Castellammare che, come dicevamo, prende il suo secondo 0-0 consecutivo in casa. C'è anche la difficoltà a segnare gol, manca ormai da 3 partite. Oltre alla gara contro il Marineo c'è stata anche quella contro il Casteldaccia e oggi contro l'Unitas Sciacca, che appunto ritorna a pareggiare dopo il 2-2 contro la Folgore ai 16esimi d'andata di Coppa. La squadra di Boncore avrà un'altra partita sulla carta agevole in casa contro il Fulgatore nel corso della prossima settimana, nel corso del prossimo weekend. Castellammare che invece giocherà a sua volta un'altra partita difficile contro la Pro Favara. Questo qui comunque è un punto guadagnato contro l'Unitas Sciacca in vista del proprio obiettivo, quello della salvezza. Sciacca invece che recrimina qualcosa in più, anche perché è stata la squadra a creare occasioni più pericolose, soprattutto sui sviluppi di calci di punizione, prima anche con Concialdi, anche con Iraci. È tutto dal Giorgio Matranga, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.